Diciamo che tutto sommato è andata bene, sebbene proprio nel momento della raccolta è iniziato il maltempo, per cui c'è sempre da riflettere sul cambiamento climatico. Comunque è un'ottima produzione, un gran prodotto, sicuramente avremo un ottimo vino di conseguenza e ci auguriamo che si sblocchi questa situazione anche con l'export, principalmente perché il vino, ricordiamo, è il prodotto principe per l'export, ma soprattutto una valorizzazione, lo ripeto ancora, del prodotto locale, per cui anche dei consumi interni. La vendemmia di quest'anno dunque è andata bene e se in Veneto si stima un aumento della produzione dell'1%, nel Vicentino invece si attende un leggero calo complessivo del 5%. Per i rossi, Cabernet colpa delle condizioni climatiche non ideali di fine settembre, stabili Merlot e Tai. Per i bianchi, in leggera diminuzione i grappoli di Pinot Grigio e Chardonnay, stabili Pinot Bianco e Sauvignon, in aumento del 5% la produzione di Garganega. Fortunatamente le forti grandinate hanno solo lambito la nostra provincia. Per la qualità dei vini vicentini, l'annata 2020 si preannuncia di qualità più che buona. Sì, diciamo che come produzione in senso di quantità per ettaro sono state buone. Ricordiamo che comunque abbiamo un territorio dove ci sono molte DOC, di conseguenza hanno le produzioni limitate appunto per valorizzare e fare un prodotto ancora migliore. Diciamo che tutto sommato è stata un'annata fino al 14 di agosto, diciamo buona, se non dire molto, molto buona. Purtroppo in alcune aree abbiamo avuto gli eventi atmosferici che hanno danneggiato, però tutto sommato eravamo in fase di raccolta e abbiamo velocizzato la raccolta.